Serie B-Win. Tutti i colori della passione. Il big match della 24esima giornata in Serie B-Win al Braglia tra Sassuolo e Verona. I neroverdi vogliono riconquistare il primato in classifica dopo essere stati scavalcati ieri dal Pescara vittorioso sul Modena. I ragazzi di Fulvio Pea hanno perso solamente una delle ultime 17 giornate di campionato e attendono l'attacco degli scaligeri di Mandorlini, quarti in graduatoria e che si sono subito ripresi dopo la sconfitta di Pescara battendo la Juve Stabia. Formazioni 3-5-2 per il Sassuolo, 4-2-3-1 per il Verona privo dell'infortunato Alfredson. Si parte agli ordini dell'arbitro Tommasi di Bassano del Grappa. Al 13esimo il lancio di Magnanelli, allontana Mareco, la palla vagante, attenzione, Bianco anticipa, batte la palla dentro e la spaccata vincente di Terranova. Il Sassuolo in vantaggio già dopo 13 minuti, gol confezionato da due difensori neroverdi, ma c'è il sospetto, forte sospetto, di un gioco pericoloso di Paolo Bianco nei confronti di Abate che protesta. Tommasi lascia correre e Terranova va a colpire. 23esimo, grande azione del Sassuolo con l'apertura verso Consolini, il cross, Valeri di testa, il pallone ancora in rete, il raddoppio degli uomini di Fulvio Pea e di Patron Squinzi. Grande azione da Sansone a Magnanelli, alla volata di Consolini, il cross al bacio e il tuffo di Carl Valeri per l'australiano. È la prima rete assoluta in Serie B-Win con la maglia del Sassuolo. Il Verona, scosso, reagisce con questo numero di Juanito Gomez sul quale salva in uscita Pomini. Rivediamo il dribbling dell'argentino che va a superare tutti, non l'estremo difensore del Sassuolo. Da sinistra ancora Juanito Gomez, fa quello che vuole, il velo di Taxidis, il sinistro sul palo di D'Alessandro. Verona vicino al gol che avrebbe potuto riaprire il match. Sansone dalla parte opposta, sinistro bloccato facilmente da Rafael, ancora Sansone su punizione, la parata di Rafael in questo caso è molto più difficile. 15 gol per Gianluca Sansone finora in Serie B-Win. 45esimo l'assist di Taxidis per Russo che di fronte a Pomini si divora un'occasione molto importante. Il Sassuolo chiude il primo tempo sul 2-0. Dentro Ferrari per D'Alessandro a inizio ripresa. 2 punte ora in campo per Mandorlini oltre all'austriaco Pickelman. Ci prova Taxidis su punizione, palla decisamente alta sopra la traversa della porta difesa da Sassuolo. Esce Consolini, oggi 200 gare in neroverde. Dentro Gazzola appena acquistato dall'Ascoli. Attenzione a questa volata di Missiroli, il cartellino giallo per Mareco che ferma l'ex Reggino. Cambio anche per il Verona, dentro Galli, fuori Pickelman. Attenzione a questo incrocio tra Mareco e Sansone, secondo giallo ed espulsione per l'ex bresciano, ma è un abbaglio del signor Tommasi perché Mareco non tocca Sansone che inciampa da solo. Verona in 10, Verona nervoso, c'è anche questo intervento in ritardo di Galli su Magnanelli, appena entrato e subito ammonito. Prova a far qualcosa la squadra scaligera, colpo di testa alto da parte di Juanito Gomez su assist di Taxidis. Ancora uno scontro tra Magnanelli e Galli. Arriva Tommasi, secondo giallo per Galli. Il Verona all'80esimo resta addirittura in 9. Ammonito anche Magnanelli, ma il Sassuolo rimane in vantaggio di 2 gol e di 2 uomini nel finale. Da Gazzola a Marchi che prova il 3-0, respinge con i pugni Rafael. Finisce il match del Braglia. Sassuolo batte Verona 2-0. Neroverdi in testa alla classifica, quota 49 davanti al Pescara 48, Torino 47. Il Verona viene raggiunto dal Padova al quarto posto a quota 44.